Pioggia, forti raffiche di vento, grandinate e numerosi fulmini. Da 24 ore tutto il Veneto è colpito da un'ondata di maltempo. Disagi e difficoltà nel veneziano con i fulmini che hanno danneggiato parecchi elettrodomestici e famiglie con il fiato sospeso per ore tra Cegge e Sastino di Livenza a controllare che l'acqua non entrasse in casa. Danni anche a Venezia città, dove sono caduti pezzi di mattone nell'archivio storico del comune in Sestiere Castello. Nel Veronese, colpito 2 notti fa da una tromba d'aria, un forte acquazzone si è abbattuto in Valpolicella, dove una famiglia di 7 persone è stata costretta a lasciare la sua abitazione. Nel Vicentino, ad Albettone, un fulmine ha incendiato il fienile di una casa colonica. Disagi anche nel Trevigiano. In città 3 voli in arrivo all'aeroporto Canova sono stati dirottati sul Marco Polo. Ingenti danni per le coltivazioni. Distrutti parecchi vigneti come questi nella Marca a San Nicolò di Ponte di Piave. È tutto distrutto e sarà una decina di ettari. Distrutto tutto. Qua c'è Cabernet Franc, Pinot Grigio e Prosecco. Perso quasi l'annata per le varietà precoci come il Pinot e il Chardonnay, con danni che arrivano al 50% e perdite di circa 3.000 euro a ettaro. Problemi per le colture di mais e soia, colpiti frutteti nel Veronese già in piena fase di raccolta per pesche e nettarine. Bombe d'acqua e violente grandinate arrivate nella notte di San Giovanni, da sempre momento favorevole e propiziatorio per la tradizione contadina.